Assembramenti tanti, mascherine poche, inaugurazione con polemica per il Pride Village di Padova. La serata di apertura della Kermesse, che aveva come ospiti d'onore l'onorevole del PD Alessandro Zan e Vladimir Luxuria, ha sollevato un polverone per le immagini riprese con un telefonino e diffuse su internet, che mostrano tantissimi avventori mentre ballano senza rispettare le misure anti-Covid, molti senza mascherina. L'organizzazione dell'evento si difende mostrando invece un video dei controlli all'ingresso della fiera di Padova, dove si svolge tradizionalmente il Pride. Misurazione della temperatura alle persone che entrano, tutte dotate di mascherina. Il Pride rispetta le linee guida regionali sulle manifestazioni. La complessità della gestione dell'organizzazione di un grande spazio come quello del Village non può essere ridotta a pochi secondi di video fatto girare da alcuni esponenti politici, si legge nella nota ufficiale. I baristi, gli animatori della festa indossavano le mascherine e più volte la musica è stata interrotta per ricordare ai frequentatori di portare il dispositivo di sicurezza, precisano gli organizzatori. Ma intanto a Padova la polemica si è animata velocemente, con la Lega che chiede al sindaco Sergio Giordani di prendere provvedimenti. Sì, la concessione è un'area pubblica per cui devono esserci rispetto delle regole. Ci ricordiamo cosa è successo al mercato di Padova, no? Ci ricordiamo delle polemiche, ci ricordiamo di tanti ristoratori che hanno dovuto loro malgrado adeguarsi nonostante tutto. Ci sono state anche fatte moltissime contravvenzioni. Vogliamo la stessa rispetto delle regole da tutti. Non è possibile che ci siano delle zone dove ognuno fa quello che vuole. Noi stiamo continuando in realtà a sollecitare il sindaco a fare ciò che deve fare. Ricordiamoci che il sindaco è la massima autorità sanitaria della città, in quanto ha una delega specifica. Perché non lo sta facendo? Perché ogni qualvolta deve essere l'opposizione a porre il tema, a portarlo in consiglio comunale? Insomma, un po' di rispetto per tutti quelli che si sono dovuti adeguare.